Una buonasera cari telespettatori e telespettatrici, grazie come sempre per aver scelto l'informazione regionale di Telefriuli. Tragedia ieri sera intorno alle 20 a Coderno di Sedegliano. Mirko Mattara, 39 anni, meccanico di Barazzetto di Cosiano ma residente a Flaibano, ha perso la vita in seguito ad un incidente in sella alla sua moto. Stava percorrendo via Mazzini quando all'altezza dell'incrocio con via Lavia ha perso il controllo delle due ruote che ha terminato la corsa contro un muretto. Subito è scattato l'allarme sul posto del personale sanitario che ha tentato a lungo la rianimazione, ma per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Udine e del distaccamento di Codroipe, i carabinieri per i rilievi. Profondo cordoglio della comunità di Sedegliano che si è stretta attorno alla famiglia Mattara. Anche Livio, fratello di Mirko, si era spento nel 2004 in un tragico incidente in moto. Lutto anche tra gli Scampano Tados, Furlans, Gino Ermacora, come ci conferma il consigliere, suo grande amico Gianmarco Pitton, gruppo che dal qualche anno aveva accolto Mirko, lo vedete proprio in queste immagini, sempre presente con entusiasmo alle iniziative per mantenere viva la tradizione dell'arte campanaria. Lascia la compagna, la mamma, un fratello, gli zii e i tanti amici. Voltiamo pagina. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2149 tamponi molecolari sono stati rilevati 176 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,19%. Sono inoltre 12.525 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 29 casi. Non si sono registrati decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 17, mentre i pazienti in altri reparti sono 115. Ed è finito con uno scontro tra forze dell'ordine e manifestanti, 10 fermati e 40 identificati, il corteo No Green Pass che ha richiamato a Trieste 8.000 persone. I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia che si era schierato proprio nelle vicinanze di Piazza Unità, prima da parte di agenti militari tentativi di mediazione, poi hanno caricato per spingere i manifestanti lontani rimandandoli verso Piazza della Borsa. Sono anche volati tavolini e sedie dei bar della zona, come appunto vi stiamo mostrando l'attività delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine che hanno poi in serata anche sgomberato la zona di Capo, di Piazza e Piazza della Borsa, dove erano stati arretrati manifestanti in tenuta antisommossa. Polizia e carabinieri sono avanzati senza caricare, allontanando le persone che avrebbero voluto restare a manifestare. Ricordiamo che erano stati fissati alcuni limiti per la manifestazione riguardo al percorso, al distanziamento, alla durata della manifestazione e all'utilizzo delle mascherine. Rimaniamo in argomento. Ottobre è stato un mese che ha messo a dura prova la Polizia di Trieste tra consultazioni amministrative, barcolana, manifestazioni contro il Green Pass. Gli agenti sono trovati ad operare in condizioni estreme, una situazione che la segreteria provinciale di Trieste del SIULP ha denunciato in una lettera aperta al questore, nella quale vengono segnalate situazioni fuori dall'ordinario con turni spesso raddoppiati e massacranti. E il gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprime solidarietà ai giornalisti aggrediti durante la manifestazione di ieri pomeriggio a Trieste. Ci teniamo inoltre a ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro portato avanti in una giornata difficile. Purtroppo sta diventando una pessima abitudine quella di esprimere il dissenso attraverso la violenza nei confronti di chi sta svolgendo il proprio lavoro. Continuano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, non c'è nessun tipo di giustificazione e di attenuante per gesti così vili. Sul tema interviene anche il segretario regionale del PD Sciaurli, che dice inquietante che i giornalisti siano diventati bersaglio di attacchi anche fisici nelle nostre città. Gli episodi di intolleranza da parte di estremisti no vax, no pass si sono ripetuti e sono culminati nell'aggressione fisica a 2 giornalisti che facevano il loro lavoro, a cui mandiamo la nostra solidarietà. Voltiamo pagina. La sala della Comunità della Montagna di Gemona ha ospitato la presentazione del libro Ultimo appuntamento sul tagliamento. All'incontro erano presenti l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, il presidente della comunità e sindaco di Artegna Alessandro Marangoni, nonché vari altri amministratori. Tra gli altri, a nome del magnifico rettore dell'Università di Udine, ha portato i saluti dell'Ateneo la professoressa Marina Brollo, una serata nella quale hanno partecipato i genitori di Nadia Orlando, uccisa il 31 luglio del 17, la mamma di Lisa Puzzoli, accoltellata a morte nel 2012, Mariella Zanier. Nella serata la stessa Zanier ha comunicato che l'ex compagno di Lisa Puzzoli, Vincenzo Manduca, in carcere per l'omicidio della giovane
ha presentato ricorso contro l'adozione ottenuta dai nonni della figlia orfana. L'istanza verrà esaminata a Trieste il prossimo 18 novembre. In lacrime, Mariella, dinanzi agli occhi sbarrati della platea, ha comunicato l'evoluzione della vicenda, raccontando come il padre della piccola usufruisce del gratuito patrocinio dal punto di vista legale, gratuito patrocinio dello Stato, mentre la famiglia della 21enne uccisa sta ancora pagando e lo farà ancora di tasca agli avvocati, pur avendo subito l'omicidio della loro figlia. Ritornare, voltiamo decisamente pagina, far coincidere la presenza del Luna Park con il mercato di Santa Caterina. Lo chiede il portavoce dello spettacolo viaggiante Paolo Grandi, rivolgendosi al sindaco, che assicura di ascoltare, ma evidenzia che al momento la pandemia impone ancora limitazioni. Col comuni si lavora fianco a fianco? Certamente, abbiamo sempre dei tavoli di colloquio per poter lavorare, insomma noi abbiamo le nostre problematiche e bisogna cercare di risolverle assieme a quelle del comune, dell'amministrazione. Cosa chiede? Ma noi abbiamo solo un sogno. Oltre quest'anno logicamente abbiamo avuto un grosso taglio sperando che vengano reintegrati tutti. A parte questo, il nostro sogno è di tornare a fare Santa Caterina assieme ai banchi, assieme logicamente al commercio al minuto, ai vari stand che ci sono per Santa Caterina, insomma. Io sono vicino a coloro che svolgono queste attività e mi rendo conto che hanno sofferto parecchio anche loro per le limitazioni, però purtroppo siamo ancora in un periodo difficile in cui bisogna avere prudenza per il numero delle persone che frequentano quest'area, perché purtroppo il coronavirus è ancora presente e non vorrei arrivare a situazioni in cui si blocca tutto come è successo l'anno scorso. Per adesso siamo ripartiti, io sono contento che sono ritornati, anche se in numero ridotto, proprio a causa di questo stato di emergenza che c'è ancora. Esperti pasoliniani, studiosi, poeti e giornalisti riuniti per il convegno annuale del Centro Studi Pasolini a Casarsa della Delizia. Questo incontro con te contro di te tra Gramsci e Pasolini sta generando anche l'immagine di un nuovo Pasolini, un Pasolini che negli ultimi anni è stato messo non abbastanza in evidenza, quindi un Pasolini che attraverso Gramsci pensa all'alterità dei subalterni, subalternità è una parola gramsciana, pensa ai subalterni, pensa al loro statuto politico, alla loro posizione nei processi storico-politici, e poi pensa questa immagine di Pasolini arricchita dall'incontro con Gramsci sta facendo emergere un pensiero che io definirei un pensiero che va verso l'umanesimo integrale che emerge anche dai quaderni del carcere di Gramsci. Dunque un Pasolini diverso, un Pasolini innovativo, un Pasolini che parla anche al presente, perché l'umanesimo integrale è qualcosa che deve rientrare nel dibattito culturale e politico italiano. Il Festival Mondiale della Canzone Funebre 2021 ha chiuso proclamando Franz Mercalli e Tellurica i vincitori della gara canora musicale più curiosa d'Italia. Con No Covente il Covid, brano dal dirompente ritmo rock che invita a riflettere sull'avanzare dell'età, la Franz Mercalli e Tellurica, storica band nata a Udine nel 1993, ha vinto il Festival della Canzone Funebre, rassegna che abbraccia tutti i generi musicali inserita nella centenaria tradizione della Fiera dei Santi e dei Morti che si tiene a Rivignano Teor per ricordare i defunti con canti e balli ad accogliere le loro anime che, come narrano le leggende popolari, in queste giornate ritornano a salutare i propri cari. Format del tutto nuovo quello di quest'anno, per una 4 giorni di eventi itinerante che hanno fatto tappa anche a Flaibano, Precedico, Castions di Strada e Bertiolo, con serata conclusiva sul palco all'aperto di Rivignano per l'assegnazione del premio, un'opera d'arte realizzata dallo scultore Piero De Martin, con finalisti la citata Franz Mercalli e Tellurica, il Bratisca Trio ed il Red Call. A coordinare la serata Rocco Burtone, storico direttore artistico nonché ideatore assieme ad Enrico Tonazzi di una manifestazione che, partita alla Chetichella 11 anni fa, sempre nell'ambito della Fiera dei Santi di Rivignano, ha smesso l'abito alla marinara che aveva per diventare, grazie al sostegno dell'Associazione Musicisti delle Tre Venezie, festival mondiale sul genere ispirato ai defunti.
In occasione dell'inaugurazione del restauro di uno degli organi della rinnovata console moderna in presbiterio del Duomo di Udine, nel pomeriggio c'è stato un concerto unico. Si sono esibiti all'organo Beppino delle Vedove Alberto Pezza e l'orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Maestro, con grande emozione oggi si inaugurano due pezzi forti del Duomo di Udine. Il tutto coincide con l'avvio del 19° ciclo autunnale di concerti d'organo. Quanta emozione! Tanta emozione, sono 2 anni che aspettiamo questo momento rimandato anche per pandemia e finalmente abbiamo finito il restauro del secondo organo in cornu. Accanto a questo abbiamo restaurato anche l'organo in presbiterio e rinnovato la console moderna. Finalmente possiamo presentare al pubblico udinese e al pubblico friulano questa rassegna che era terminata 19 anni fa e noi l'abbiamo ripresa per poter far riascoltare in tutta la loro bellezza questi organi monumentali della cattedrale di Udine. Torna alla vittoria dopo 8 turni l'Udinese che al Friuli batte il Sassuolo per 3-2. Sentiamo mister Gotti. Questa scimmia sulla spalla era pesantissima, se riavvolgiamo il nastro a metà del primo tempo sul 2-1 per il Sassuolo, dove c'è quell'occasione in fuorigioco dove fanno il 3-1, gli spazi sono molto larghi, la squadra non tiene bene il campo, non solo, non riusciamo a fare 2 passaggi di fila, molta paura, molta imprecisione, è chiaro che l'aspetto mentale era estremamente complicato. Poi che cosa succede? Succede che prima di andare all'intervallo trovi il 2-2 con Molina, hai l'occasione di fare un quarto d'ora con calma, a ridirci le cose che dobbiamo fare e a tirare fuori la personalità per farle, la lucidità per farle. E il secondo tempo diventa poi la partita che si era preparata durante la settimana, dove concedi pochissimo, sei estremamente solido, hai le tue occasioni. Il canovaccio tattico si può sovrapporre a quello che è successo contro la Fiorentina, no? Contro la Fiorentina nel secondo tempo ci mettiamo in questo modo per semplicizzare le cose e cercando di togliere quello che era stato quel primo tempo un po' regalato alla partita, il secondo tempo era stato di un certo tipo come poi il secondo tempo di oggi, quindi per cercare di dare più semplicità a una squadra come il Sassuolo, alla mia squadra contro una squadra come il Sassuolo che ha una cifra tecnica di palleggio di un certo tipo, ma che fa un palleggio particolare. La Web Cesteco ha vinto per la 4ª volta di fila. Non è stata la nostra miglior partita, devo dire il vero, non ho mai avuto l'impressione di poterla perdere perché la squadra è molto matura, perché difensivamente ha tenuto botta. Siamo partiti stati sempre avanti, abbiamo però avuto qualche passaggio a vuoto, in attacco non siamo stati fluidi come a Jesolo domenica scorsa, abbiamo sbagliato tanti tiri aperti, tiri buoni, però insomma questo fa parte del basket, l'importante è portarla a casa, ripeto, non ho mai avuto l'impressione di perderla, potevamo magari soffrire un po' di meno, ma questo è il campionato di Serie B e quindi festeggiamo, come dici tu, un'importante vittoria che ci permette di mantenere il palazzetto inviolato, di omaggiare e onorare i nostri tifosi, i nostri sponsor, tanta gente ci ha spinto anche questa sera. Adesso passiamo una bella domenica, tiriamo un sospirone e ce la godiamo. Una vittoria sofferta, comunque la cosa importante è che abbiamo vinto, abbiamo guadagnato altri 2 punti, la squadra piano piano sta crescendo. Ovviamente abbiamo avuto però poche partite facili, abbiamo anche commesso errori banali che speriamo di non commetterli più e di continuare a crescere, però comunque la squadra ogni partita sta dando dei segnali positivi e quello mi fa molto piacere. E adesso ci toccherà fare 2 partite fuori, però mi auguro che alla prossima partita in casa continui a venire la gente e possibilmente che venga ancora di più perché il palazzetto è tanto grosso e quindi per riempirla ci vuole veramente tanta gente. Molto bene, termina qui il nostro telegiornale regionale, grazie come al solito per la vostra cortese e fedele attenzione, un saluto alla regia di Fabio Di Bernardo, rimanete con noi ovviamente sull'11.